Sì, allora, l'emergenza è in miglioramento, ma persistono le criticità soprattutto su Catania e Palermo. Ricordiamo che la Sicilia, essendo un territorio fortemente antropizzato, vede molti incendi che lambiscono le abitazioni e quindi in questi giorni abbiamo avuto dei danni rilevanti per quanto riguarda appunto abitazioni e attività commerciali. Purtroppo in Sicilia mancano i vigili del fuoco, quindi serve con urgenza un aumento degli organici, in quanto i vigili del fuoco siciliani sono allo stremo delle forze, sono stremati, hanno necessità di avere nuova linfa, nuovi vigili, perché la situazione, ripeto, incomincia a essere insostenibile e non riusciamo a far fronte a tutte le chiamate che i cittadini fanno presso le sale operative dei comandi provinciali. Pertanto, come Federdistat WWF Cisal Sicilia, chiediamo un tavolo di confronto, un confronto serrato col Dipartimento dei Vigili del Fuoco e la politica, perché devono garantire presso la Sicilia nuovi vigili del fuoco e nuovi mezzi. Questo è quello che noi chiediamo. Ripeto, la situazione incomincia a essere veramente critica per quanto riguarda gli organici. Sono sempre gli stessi vigili del fuoco che operano ormai da giorni e sono stremati. Non è più possibile una situazione del genere. Nel 2023 i vigili del fuoco, il corpo che tutti rispettano, deve essere potenziato. Non è più possibile, ripeto, una situazione del genere.